attività, è quello che stiamo facendo. E poi ovviamente, dicevo, la difesa delle nostre eccellenze, con tantissime iniziative che potrei ricordare per quello che riguarda il vino, per quello che riguarda l'agricoltura, per quello che riguarda tutto il settore dell'agroalimentare, che non è solo economia ma è anche cultura. Non a caso abbiamo portato per la prima volta nel Vinitaly con il Ministro dell'Agricoltura e con il Ministero della Cultura due grandi quadri dedicati al vino, perché il vino è questo, è cultura. Qualcuno è riuscito a polemizzare anche su questo: ma ti pare che prendi i tuoi quadri degli Uffizi e li porti al Vinitaly? Sì, per ricordare che cos'è la nostra cultura. Assolutamente sì, fra l'altro il Presidente Meloni io la conosco, siamo stati ministri assieme nell'ultimo governo Berlusconi, per cui abbiamo anche condiviso questa esperienza a Palazzo Chigi. L'ho accolta e devo anche sottolineare che questa presenza dei ministri e del governo qui a Vinitaly dà anche un grande segnale di sensibilità nei confronti di un mondo che non è irrilevante. A livello nazionale il vino vale circa 31 miliardi di euro e quindi merita tutte le attenzioni da parte di chi governa. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Si svolgeranno dall'8 al 13 maggio a Chioggia le gare per il campionato nazionale Meteor, e ad esse si sono già iscritti una cinquantina di equipaggi provenienti da tutta Italia. L'evento sarà organizzato da Porto di Mare su delega della Federazione Italiana Vela. Alla conferenza stampa era presente il vice sindaco assessore allo sport Daniele Tiozzo Brasiola, il consigliere delegato al marketing Riccardo Griguolo e il consigliere regionale Marco Dolfin. A rappresentare la Federazione Italiana Vela era presente il vicepresidente della 12ª zona Claudio Ballestriero. Sono al momento 50 gli equipaggi iscritti e le iscrizioni non sono ancora state chiuse. Per poter accogliere le loro imbarcazioni sono state coinvolte Darsena alle Saline, Porto Turistico San Felice e Darsena Mosella. Quest'ultima sarà la sede principale dell'evento. Si tratta di una grande opportunità per il territorio poter ospitare una competizione a questo livello a caratura nazionale, ha affermato il vice sindaco Tiozzo, il quale ha voluto sottolineare anche l'importanza di fare rete. È la terza volta che Chioggia ospita il campionato italiano Meteor, prima nel 1998 vinto da Franco Corazza al timone di Coccaburra, poi nel 2008. L'ultima vittoria di un'imbarcazione chioggiata fu Engi nel 2016 a Grignano, in quel di Trieste, governata da Stefano Pistore, con il guidone del Circolo Nautico Chioggia. Le prove partiranno il 10 maggio e saranno numerosi premi messi in palio. Si dice che sarà un campionato molto interessante in un campo di regata non semplice, in cui si avrà a che fare con le correnti a cui non tutti sono abituati, ma il livello dei concorrenti è alto, ha dichiarato Alessandro Ferrara, segretario Assometeor. L'intenzione del comitato organizzatore è quella di poter offrire ai partecipanti un'esperienza non solo sportiva, ma ci sarà la possibilità di visitare da vicino anche la città, coinvolto quindi il consorzio di promozione turistica Lidi di Chioggia, mentre l'evento ha avuto il patrocinio della Regione del Veneto, oltre a quello dei comuni di Chioggia e di Padova. Sarà quindi un'importante promozione per il territorio in tutte le sue sfaccettature, portando visibilità alla città, offrendo uno spettacolo unico a chi in quei giorni sarà qui a Chioggia, valorizzando nel contempo uno sport che trasmette valori positivi. Il 50° campionato italiano Meteor è organizzato dal Porto di Mare ASD su delega della Federazione Italiana Vela, con la collaborazione di Assometeor, Yacht Club Padova, Circolo Nautico Chioggia e del Consorzio Lidi di Chioggia.
ecologico oggi non si capacitava di tanta sporcizia abbandonata a fianco della chiesa di Sant'Andrea, soprattutto ripensando alla pulizia che era già stata messa in atto il giorno prima, in cui la montagna di spazzatura era praticamente il doppio. Scatole, scatole, cartoni, di vino, di pomodoro, sacchi vuoti di farina, scatole di pizza e quanto altro riuscite a vedere nelle immagini. Da qualche giorno la spazzatura abbandonata fuori dei bidoni è aumentata notevolmente e vedendo ciò che è stato abbandonato è facile fare 2 più 2. Ora sono stati chiamati gli ispettori ambientali che faranno il loro lavoro. Chiunque sia stato a buttare tutto quel rifiuto in mezzo alla strada sa, vede, si dovrebbe rendere conto che là si trovano alcune attività commerciali, di cui 2 di ristorazione. Non sarebbe meglio offrire ai turisti che arrivano e ai chioggiotti che vogliono entrare in un nuovo locale un ambiente urbano pulito? Meglio una squassera? Probabilmente non è semplice cogliere sul fatto che abbandona il proprio rifiuto, tantomeno per i ristoratori che hanno ben altro da fare e che non hanno alcuna autorità a riguardo, ma nel caso in cui qualcuno di loro vedesse l'autore di queste azioni poco decorose dovrebbe segnalarlo. La carta e il cartone hanno una loro raccolta differenziata, ma basta poco per riunire gli scatoloni e mantenere l'area più ordinata. Qui chi dovrebbe differenziare il rifiuto buttato a terra? Chi butta tutto così ha poco rispetto, in primis per la città e i suoi cittadini, ma essendo palesemente rifiuti di locali di somministrazione di alimenti giunti chissà da dove, poco rispetto anche per i turisti, inclusi quelli che compongono o comporranno la sua clientela. Gli scatoloni abbandonati riconducono al tipo di attività, inutile nascondersi dietro un filo d'erba, al tipo di attività ribadiamo, non all'attività in sé, nomi e cognomi non li sappiamo, ma che un locale, un qualsiasi locale che ha a che fare anche col turismo, decida di offrire una città così al turista, proprio non lo comprendiamo. Ci auguriamo che prima o poi una svista lasci scappare un'etichetta con i dati identificativi e poi saranno gli ispettori a fare il proprio lavoro. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Ha attivato nel proprio sito una nuova sezione e un numero verde gratuito interamente dedicati alle informazioni sulla possibile emergenza siccità, nel caso in cui non si verifichino precipitazioni nelle prossime settimane. Nel frattempo, Veritas invita tutti i propri utenti a moderare i consumi idrici ed eliminare gli sprechi d'acqua, tenendo conto che ogni singolo comportamento può generare grandi cambiamenti per la collettività e raggiungere obiettivi molto importanti, capaci addirittura di contrastare la siccità. Veritas ha dato quindi 11 consigli antispreco idrico, pure questi reperibili nella pagina del sito dedicata. Applicare ai rubinetti un frangigetto, un miscelatore che costa pochi euro, il quale arricchisce di aria il getto d'acqua, dando così la sensazione di una maggiore forza e facendo risparmiare ogni anno migliaia di litri d'acqua. Fare manutenzione alla rete idrica domestica, un rubinetto che gocciola, un water che perde non devono essere trascurati. Una sola goccia al secondo può far sprecare una ventina di litri di acqua al giorno. Per controllare di non avere perdite è sufficiente chiudere tutti i rubinetti e controllare che il contatore non giri. Usare razionalmente lo scarico del VC, il 30% dei consumi idrici domestici è legato appunto a questa operazione. Ogni volta che si aziona lo sciacquone, spesso solo per un pezzettino di carta, se ne vanno oltre 10 litri d'acqua. Quindi installare gli scarichi a rilascio differenziato, in alternativo abbassare il galleggiante per ridurre il livello di acqua nella cassetta.
Fare la doccia invece del bagno, meglio anche installare nella doccia un riduttore di portata in grado di limitare ulteriormente i consumi. Non tenere aperti i rubinetti inutilmente, il rubinetto deve rimanere aperto solo il tempo necessario. Limitare l'uso dell'acqua corrente anche in cucina. Per lavare i piatti conviene raccogliere nel lavello la quantità di acqua necessaria. L'acqua di cottura della pasta e delle patate ha un forte potere sgrassante, ottima per lavare piatti e stoviglie, permettendo un risparmio idrico, energetico e di detersivo. Utilizzare elettrodomestici solo a pieno carico. Raccogliere l'acqua che esce dai rubinetti in attesa che diventi calda, può essere usata per lavare i pavimenti, i vestiti, annaffiare le piante o qualunque altro tipo di uso domestico. Raccogliere in una bacinella l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura, riutilizzarla per innaffiare le piante. Annaffiare alla sera piante e giardini, l'evaporazione sarà minore, quindi servirà meno acqua. Se possibile, raccogliere l'acqua piovana e usarla per questa operazione. Non usare l'acqua potabile per lavare l'auto sporca non è un problema, un rubinetto a secco a causa della siccità. Non usare l'acqua potabile per lavare l'auto sporca non è un problema, un rubinetto a secco a causa della siccità certamente lo è. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Il consigliere comunale di Cavarzere, Emanuele Pasquali, ha inviato una lettera alla città metropolitana riguardanti i lavori che si apprestano a essere eseguiti sulla strada arginale del Gorzone. E scrive testualmente: in qualità di consigliere comunale di Cavarzere intendo segnalare che la chiusura del nuovo ponte di Boscochiaro di Cavarzere per effettuare i lavori di diaframmatura previsti sull'argine del canale Gorzone e la conseguente chiusura della strada provinciale 4 Gorzone stanno creando disagi molto gravi alla popolazione e all'economia che gravita in questa parte della provincia di Venezia. Se da un lato la popolazione residente capisce che i lavori sono indispensabili per la sicurezza del territorio, dall'altra non si spiega quale sia il motivo della chiusura se non vengono effettuati i lavori. L'apertura del ponte di Boscochiaro in questo contesto potrebbe essere una valvola di sfogo importante per i residenti e per tutti gli operatori economici locali. Con l'approssimarsi della Pasqua e delle festività, chiedo cortesemente di prendere in considerazione l'apertura della strada provinciale Gorzone e del ponte di Boscochiaro fino a quando riprenderanno i lavori previsti. Mi permetto di segnalare che nell'ultima fine settimana la strada alternativa tra virgolette, lasciata ai residenti, è stata invasa da tantissime auto che usano questa direttrice per recarsi alle località balneari. Allora siamo alla Camera, Pescheria della Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce, quindi una persona viene qua, il cliente viene qua, può vedere il pesce, lo può ordinare e gli viene pulito. Ovviamente si comincia giovedì 15 dicembre e ci sarà per tutte le festività natalizie, però è assolutamente obbligatorio prenotare prima, perché altrimenti in questi giorni c'è l'arrembaggio e quindi non è possibile fare le cose immediatamente. Quindi la prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress. Ripetiamo, è assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, viene, acquista e ovviamente per la pulizia passa magari il pomeriggio o passa al proprietario. Ciao a tutti e buona continuazione.